Ciao, sono Beatrice Casiroli, coprotagonista con Emanuele Del Castillo di A più A Storia di una prima volta. Un viaggio di due adolescenti, A e A appunto, alla scoperta dell'intimità, alla scoperta dell'altro, ma anche di se stessi. È un viaggio che attraversa insicurezze, ansie da prestazione, sogni, dubbi, incertezze, ma che i due personaggi affrontano con tantissimo coraggio, che penso che sia un po' quello che succede nella vita vera agli adolescenti reali. Per me è uno spettacolo molto importante e di cui sono grata di far parte, perché penso che sia un tipo di teatro che può arrivare davvero a tutte le persone, dai ragazzini agli adulti e a persone che provengono da tutti gli ambienti. Crediamo purtroppo che spesso non si parli sufficientemente di questi temi, ovvero della sessualità, dell'identità di genere, della relazione con l'altro, con se stessi, con il proprio corpo in particolare. Non se ne parla né a scuola, spesso non se ne parla in famiglia, quindi crediamo che con il nostro lavoro, diciamo, i ragazzi intanto speriamo si possano ritrovare in quello che portiamo in scena, che crediamo essere appunto quello che vivono i ragazzi ogni giorno, e che possano comunque trovare in qualche modo punti di contatto e quindi modi per andare avanti in questo loro viaggio che è quello dell'adolescenza, ecco.